con il Cardinale Stella oggi al Santuario di Colagù per un ritorno a questo pellegrinaggio dopo l'anno del Covid che l'aveva bloccato. Quanto è importante per la comunità ovviamente averla qui, e per lei che cosa rappresenta essere qui oggi? Beh, è un po' un venire in mezzo a questa buona gente delle nostre colline, gente che ha ancora molti riferimenti di devozione popolare ai santi, alla Madonna. Queste nostre terre sono un po' ancora popolate di capitelli, di crocifissi, di segni religiosi. Ecco, bisogna sostenere la fede di questa gente perché sia soprattutto confortata e consolata in questi momenti di turbolenza, ecco, che è stata provocata dal Covid. Siamo ancora un po' dentro, speriamo di uscirne, quindi c'è bisogno di un momento proprio di consolazione, di sollievo spirituale. Ecco, Don Brunone mi ha beccato perché sente l'odore, ecco, quindi mi ha detto vieni, vieni, vieni. Io ai nostri bravi preti di qua non so dire di no, perché sono preti generosi, preti impegnati, e cerco dal mio poco, diciamo, di dare loro soddisfazione, di sostenerli come ho fatto durante questi 8 anni quando ero alla guida della Congregazione per il Clero, che è la congregazione romana che si occupa proprio dei preti e dei seminari. Con Don Brunone, parroco di Farra e di Soligo, a questo 88° pellegrinaggio dalla chiesa di San Gallo fino a Colagù. Che cosa sente di trasmettere ai suoi fedeli e ai parrocchiani per questa giornata? Sento di dover trasmettere la gioia di queste tradizioni sulle quali si innesca appunto la voglia di camminare, la voglia di stare insieme in questo tempo difficile. C'è la volontà proprio di mettersi, come dire, in discussione, anche se non tutti, perché i più anziani con questo caldo non si possono muovere, la volontà di trovare, ecco, dei luoghi come questi di ristoro, di pace nelle nostre chiese, in questa festa poi dell'Assunta in cielo, rinnovare la nostra fede, la nostra fiducia nella eternità, nelle proposte del Vangelo, nelle pagine più belle che Maria ha scritto con la sua vita, e sulla scia anche i santi che ci accompagnano, come appunto questa processione di Sant'Emilio, martire della Chiesa di Roma, giunto qui in mezzo alle nostre colline UNESCO. È davvero un patrimonio bello, insieme anche al corpo di Santa Florida, poter riscoprire che i nostri antenati hanno trovato sempre la forza e il coraggio di lavorare, di impegnarsi, di crescere anche nella fede e quindi di testimoniare a noi che dobbiamo continuare questo cammino, questa gioia di sentirci legati a quella che è la Chiesa e il mondo. Oggi la presenza del Cardinale Beniamino Stella dice un po' tutto questo. Siamo col sindaco Mattia Perencina. Cosa significa per lei dopo un anno di stop ripartire con questa importante tradizione religiosa? Beh, questa ormai è una cerimonia per noi qui residenti a Colagù, una tradizione. Ormai la messa si tiene da oltre 30 anni, l'anno scorso non è stato possibile organizzarla a causa dell'emergenza sanitaria, ma quest'anno abbiamo anche l'ospite, il Cardinale Stella, e quindi abbiamo deciso di riprendere questa tradizione appunto nel ricordo di Sant'Emilio Martire, nella traslazione del corpo da la chiesa di San Gallo poi al santuario di Colagù con la benedizione. Per cui è una bella cerimonia, molto partecipata anche quest'anno nonostante il caldo, e quindi questo dà anche la voglia di ripartire alla gente che comunque nonostante tutto ha partecipato.